Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono Kai. Ragazzi, oggi sono tornato in questo nuovo video per l'attesissimo Road to Legenda. Allora, attualmente siamo fermi a livello di 4850 coppe perché ho fatto un fail. Allora, prima di andare a farvi vedere i fail, se andiamo su migliori giocatori, andiamo sul locale. Attualmente sono aspetta, vediamo un po', 124esimo, maledetto. Prima poco fa era ancora 123esimo. Perciò perché sto qua ha vinto 4 difese, io solo 1. Sto creiamoti villaggio. Questo villaggio troll 10 euro che sei online. Ecco, lo sapevo. Lo sapevo, è online, perciò sto ragazzo qua ha una difesa che funziona ma ce lo nasconde. Torniamo a casa. Allora, in primis, ragazzi, volevo dirvi grazie per tutti i like che mi avete messo per tutti gli altri episodi. Io perciò cercherò di portare al termine questa serie tra virgolette, il prima possibile, perché probabilmente è ricominciata la scuola e i miei impegni personali veramente arrivano qua, fino sopra la testa. Perciò, probabilmente io nerdo, appena ho tempo mi metto ad attaccare. Probabilmente qua perché quella ricerca mi apre un villaggio devo aspettare almeno un'ora, ragazzi. Perciò qua è diventato tutto più distruttivo. Allora vi faccio vedere una difesa molto carina, dopo vi faccio vedere anche il fail. Omar, allora, era quasi vinta questa, mamma mia. Io l'ho guardato in live là che piangevo dicendo porca puttana, perché non hai failato, perché non hai failato. Allora, in primis, furbacchione, lui mi distrugge 2 linee di muri e mi danneggia anche il falcone. Bene, ora lui furbacchione metterà le sue truppe e metterà anche la bellissima assalto qua. Probabilmente era un attacco perfetto, ma non ha calcolato che io sono uno stronzo assurdo e io nel castello clan non mi sono messo il solito mastino o i soliti draghi, ma bensì mi sono messo un fottutissimo golem. Ora vedrete anche il perché. Probabilmente potevo anche vincerla se non fossero state per le sue streghe a livello 3. Praticamente le sue streghe a livello 3 mi hanno distrutto i golem, praticamente l'hanno fatto scendere e praticamente una volta scisciò, praticamente non avevano più niente di vita. E ragazzi, qua purtroppo la regina degli arcieri, quello suo nemico, praticamente attiva l'abilità sul mio golmino, quello già piccolino, e tank me lo stecca in un secondo e inizia a prendere il town hall che era già mezzo danneggiato. Ora è arrivato 44, ma ragazzi vedrete che non sarà in grado di arrivare al 50%, vabbè, perché sono stato fortunato. Perciò potevi failare, Omar. Sinceramente potevi regalarmi una quarantina, una trentina di coppe, non mi sarei per niente offeso. Maledetto, mi ha preso 9 coppe, ragazzi, mamma mia. Voi pensate che 9 coppe non siano tante, ma sono veramente tantissime. E provate a pensare quando ho ricevuto questo meno 19, quante madonne avrò tirato. Allora, vi faccio vedere anche il fail. Allora, innanzitutto ultimamente faccio anche dei bei attacchi, faccio anche 3 stelle, tipo su questo ragazzo qua, sul villaggio che ma insomma ho fatto 3 stelle. Ovviamente ho capito come si fa alla fine, scialla, cioè per questo non ho copiato quel villaggio là. E poi ne abbiamo fatto sempre un altro, sempre 3 stelle. Beh, questo qua era un Town Hall 9, perciò sciallo. Aspetta. Cosa ho visto? Ragazzi, Gesù attacca con i Goblin in Lega Titano 3. Cazzo! Gesù è Gesù, cioè... Aspettiamo, vediamo se fa anche attacchi vinti. Fa anche attacchi vinti sto ragazzo qua. Non so come abbia potuto farlo o ha fatto i Goblin per donarlo al clan, ma non saprei sinceramente. Forse lui punta il tutto per tutto con i Goblin e prende il Town Hall con gli eroi e i Goblin alla fine scappa via. Sinceramente mi piacerebbe sapere come fa questo giocatore ad attaccare solo ed esclusivamente con i Goblin in Lega Titano 3. Bando alle ciance, torniamo a casa, vi faccio vedere il fail, dato che alla fine voi volete vedere quello. Allora, innanzitutto vediamo quante difese ha vinto sto ragazzo, vabbè, ne ha vinta una, chissà perché, vabbè. Allora, maledetto, andiamo a farvi vedere il replay. Allora,
Sinceramente mi piace questa difesa, cioè praticamente è quasi uguale alla mia, è praticamente similissima, ma perciò screenshotto e dopo me la coppio. Allora, praticamente io ho aperto in modo giusto ai lati, in modo da entrare al centro del villaggio. Forse il mio unico errore è stata questa pozione salto che non dovevo metterla qua, ma in un'altra maniera. Ma sinceramente non saprei. Qua avevo un'altra pozione, l'ho messa qua, perciò in teoria i golem superiori, quelli di sopra in alto a destra, sono entrati all'interno del villaggio. Però alla fine mi sono fatto dannazione steccare lo stesso gli eroi. Su me, ecco qua c'era una bomba che mi ha fatto esplodere un parecchio dei miei maghetti. Qua mi hanno inculato con le streghe e i maghi. Ma sinceramente io non mi metterei mai le streghe e i draghi in difesa perché praticamente si fanno steccare subito, con la pozione veleno muoiono subito alla fine e non servono niente. Bah, sti cosi qua, i scheletrini hanno dato tanto fastidio. Perciò potrei pensarci anche due volte ora. Potrei anche mettere le streghe in difesa, sinceramente. Perché guardate, ragazzi, la mia regina è stata completamente distratta dal coso, dai scheletrini. E alla fine non ha preso il town hall. Minchia. È forte sta difesa. Io la fotto ora. Ah, maledetto. Ok, mi ha steccato anche il eroe gran sorvegliante. Probabilmente mi ero rimasto qualche truppa di riserva, ma alla fine dovevo fare 10%, non riuscivo, perciò ho fatto resa, sono tornato a casa. E per fortuna non ho perso tante coppe, erano solamente 23 coppe, dannazione. Ora andiamo in ricerca e cercheremo di trovare un villaggio da attaccare. Mi ha aperto un villaggio, finalmente, finalmente. E non so come attaccarlo questo però. Figa. Spacca spacca. Pum. Distrutto. Ah, questo è difficile. Questo è difficile, ragazzi. Mica è così tanto facile come sembra, eh. Allora, tac tac tac, distrae. Pum, esplode. Ok. Devo spaccare anche un'altra linea e mettere la salto di là. Allora, due golem qua e uno qua centrale. Distribuiamo bene bene i maghetti almeno per garantirsi il 50%. Taca, taca, da. Mettiamo una pozione salto qua. Una pozione salto qua. Penso che di non avere problemi. Mettiamo gli eroi. Tac, tac, da. Ma sì, dato che ci siamo. Mettiamo questa. Terremotiamo un pochino. Mettiamo. Non ancora, non ancora. Madonna. Pozione. Allora, sono entrati all'interno. Mettiamo l'abilità del nuovo eroe. Ok. Sì, mettiamo una bella gelato qua. Mettiamo un po' di veleno. E l'abilità del nuovo re 3. Eh sì, del vecchio re 3. Ok, ora. Fanculo. 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 Prendi Hall. Oh, scialla, 50% mio. Scialla, 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 scialla. Oggi non facciamo fail. Ah. Speriamo di fare qualcosina di più ora. Ok, facciamo un po' di percentuale. No, dubito di fare 3 stelle perché c'è ancora la torre. Ecco, ora è appena morta la torre. Difficile, difficile qua. Probabilmente l'arco X sta già iniziando a steccarmi la regina. Aiuto! Che cazzo gira sta regina? Potevo prendere l'arco X e potevo anche sperare in una terza stella, ma in questa maniera impossibile. Ancora, perciò oggi faremo solamente percentuale. Quante coppe ecco, mi offriva 7 coppe, perciò o me ne dà 3 o me ne dà 4 qua, c'è 5 coppe. Ah, niente male. Siamo a 4829 coppe. Ora prepariamo le coppe. Prepariamo le coppe, sì. Prepariamo le truppe per un altro attacco e siamo appena entrati in pausa. Sì, in pausa, in guardia. Perciò tra 4 ore esatte, quasi all'incirca, mi staccano, chiediamo truppe e probabilmente noi ci vediamo tra poco. Ragazzi, abbiamo trovato il villaggio da attaccare e mi è caduto anche il telefono quando l'ho visto. Allora. Ah, bello difficilotto questo, non devo farmi steccare. Ok, un amico mi ha messo like su Insta. No! Oh, avevo scaricato che mi faceva errori di connessione. Tac, 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 pum. Esploso. Allora, non scatta niente. Ta 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 ta.
Pum! Esploso. Tac 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 tac. Pum! Esploso. Perfetto. Due golem, un golem qua. Perfetto. I maghi abbastanza larghi. Allora, la furia ci va qua e devo metterci su subito spaccamuro per far scattare la bomba gigante. Oh yeah, bitches, please. Mettiamo il resto dei maghetti, mettiamo anche i babarozzi. Allora, eroi, tac 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 tac. Dovremmo entrare al centro del villaggio, scialli scialli, senza tanti problemi. Ora mettiamoci anche un'altra pozione salto qua. Un terremoto qua. E vabbè, scialla scialla ormai. Il town hall è praticamente nostro, ragazzi. Allora, ora geliamo anche questa torre qua. Bene, perfetto. Abbiamo ancora le abilità di tutti i nostri due eroi, quelli principali. Allora, se ora il re, sì, il re, i maghetti steccano anche la torre inferno. Vediamo se riusciamo a fare qualcosina di più. Ah, non morire re. Ok, il cannone sarà distrutto a momenti dalla regina. Distrutto. Allora, siamo a 48. No, non riusciamo a fare la terza stella. Ne facciamo solamente due. Perciò, scialla, 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 chi se ne fotte. Facciamo percentuale. E scialla, scialla, ragazzi. Facciamo percentuale, ma sì. Allora, sto qua era anche cinese. Si chiama I Miss You. E il clan si chiama 我先去洗澡, significa vado prima a fare la doccia. Insomma, tanta originalità per i nomi dei clan. Ah, mettiamo anche Sgarry qua. Togo togo to. Non penso di arrivare al 70% di distruzione, così prendo tutto il bonus. Ecco, iniziano già a stercarmi gli Sgarry. Aspetta, perché non finisce la partita? Oh! Avevo ancora due arcieri. Dove li metto però, ragazzo? Dove li metto? Cioè, secondo te io non vado a prendere quel poco di oro che riuscirò a prendere con questi arcieri? Allora, innanzitutto... Bah, mi sento contento, mi sento realizzato, ragazzi. Abbiamo fatto 11 coppe, finalmente. E oggi è anche sabato sera. Perciò oggi uscirò con l'iPad perché non ho ancora finito l'ora di sessione. Vabbè ragazzi, ecco questa è mia mamma che mi manda un messaggio vocale. Allora ragazzi, questo era il video di oggi. Come al solito spero che vi sia piaciuto. Massimo supporto, soprattutto perché è tornata la scuola e mi spaccherò veramente a merda. Probabilmente farò 2 sessioni al giorno, una la mattina, una la sera prima di dormire. E perciò cercherò di arrivare in Lega Leggenda il prima possibile, perché in questo periodo c'è il periodo di recupero. Probabilmente quelli che hanno le materie sotto si fa il ripasso, dopo si fa la verifica scialla scialla. Perciò sfrutterò questo periodo per arrivare in Lega Leggenda. Perciò voi lasciatemi almeno, io dico almeno 15.000 like. Vi amo tutti. Ciao ciao ciao, al prossimo video.